Maschio, che è il direttore dell'Opera Salesiana di San Donà di Piave, da tanti anni presente in oratorio come incaricato e come direttore dell'opera. Lo ringraziamo per aiutarci a pregare insieme in questa Eucaristia. Ecco, raccomandiamo il raccoglimento, che nell'applauso è bene riservare per altri momenti questa forma di espressione. Nel raccoglimento, nella preghiera, ecco, e nel silenzio possiamo partecipare veramente bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. La cosa bella di tutti gli appartenenti alla società dell'allegria è questa capacità di passare dalla festa, dal ballo, dalla confusione al momento di silenzio e di preghiera. È sempre stato così e sono sicuro che anche oggi sarà così, perché l'abbiamo sentito questa mattina. Adesso è il momento in cui siamo chiamati a riflettere, a unirci, a entrare in comunione tra di noi e con Dio, e a cose molto belle e molto vere e molto utili per ciascuno di noi. Ecco perché è indispensabile il silenzio, è indispensabile l'ascolto della sua parola. E io sono sicuro, e con me il nostro ispettore, tutti i sacerdoti che stanno celebrando, ma anche tutte le suore che vi hanno accompagnato, i catechisti, gli animatori, sono sicuro, siamo sicuri che voi questo lo capite e quest'oretta che viviamo qua insieme nella preghiera la vogliamo vivere davvero in pienezza. Iniziamo allora con il chiedere perdono per i nostri peccati, per tutto ciò che in questo periodo, ormai siamo 3 settimane che è iniziata la Quaresima e ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Vogliamo chiedere scusa se non stiamo puntando diritti proprio a questa Pasqua di Resurrezione. Signore, ti chiediamo perdono per tutte le volte che nella nostra giornata ci dimentichiamo di te. Abbiamo troppe cose da fare, troppe cose a cui pensare e tu a volte non sei nei nostri pensieri. Signore, pietà. Signore, pietà. Vogliamo chiederti perdono anche se a volte siamo tanto egoisti, pensiamo solo a noi, alle nostre cose, ci dimentichiamo di tutti gli amici che ci metti a fianco. Cristo, pietà. Cristo, pietà. E infine vogliamo chiederti perdono perché non riusciamo a sfruttare bene tutti i talenti che ci dai. Ci hai riempito di doni, la nostra vita è piena di doni. Molto spesso però siamo pigri. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo in silenzio la parola di Dio. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla 3ª e alla 4ª generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano.
Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, e quanto è in essa. Ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Ci alziamo in piedi e acclamiamo il Vangelo con il canto Cantiamo Gloria. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci sediamo. È davvero uno spettacolo stupendo trovarci qua, vedere qua davanti 4.000 ragazzi a vivere questa festa, questa giornata di festa e di impegno assieme. Ed è ancora più bella, più grande la nostra gioia ripensando alla festa che domenica scorsa abbiamo vissuto sempre qua in questo palazzetto con 6.000 giovani, 6.000 vostri amici un po' più grandi di voi.
E io sono sicuro che per me, come anche per i sacerdoti, tutti i vostri sacerdoti, le figlie di Maria Ausiliatrice, i vostri animatori, i vostri catechisti, chi vi hanno accompagnato qua quest'oggi, questa gioia riempie ancora più il cuore, perché siamo sicuri che finita questa festa, questa sera, tutti voi tornerete a casa carichi, pieni di gioia e entusiasmo, pronti a portare tutto questo, pronti a colorare, a portare la società dell'allegria nei vostri ambienti, che sia la famiglia, che sia la scuola, che sia il vostro gruppo, l'oratorio, la parrocchia, perché è questo a cui noi siamo chiamati. Ora il punto è, ma secondo voi il sottoscritto o i vostri sacerdoti, i vostri animatori, sono degli illusi? Sono dei poveri fessi che credono delle cose impossibili? Io mi rendo conto che è una cosa bellissima sognare, lo ha fatto San Giovanni Bosco, lo ha fatto Gesù per tutti noi. Sappiamo però, e siamo coscienti e convinti, come lo sapete voi, penso in particolare per i miei amici di terza media, di seconda media che sono qua presenti, io capisco che non è una cosa semplice, io capisco che è impegnativo e che non è così scontato. Abbiamo fatto festa quest'oggi, da domani cambieremo vita, da domani la società dell'allegria invaderà il mondo. Io so, non siamo degli illusi, però abbiamo degli strumenti, abbiamo una possibilità grande quest'oggi per comprendere, per capire, per fare esperienza, per fare in modo di lasciarci aiutare a cambiare realmente la nostra vita. Avete sentito, avete ascoltato con attenzione il Vangelo? Allora il Vangelo racconta di Gesù. È una delle poche volte, ogni tanto Gesù si arrabbia durante i suoi 3 anni di vita attiva, si è arrabbiato, ma questa volta ciò non ne poteva più. Avete sentito? Gesù va nel Tempio a pregare e si trova fuori del Tempio, dentro il recinto, un sacco di bancarelle con chi vendeva colombe, chi pecore, chi cambiava le valute. Era diventato un mercato. Io vado là a pregare e mi trovo un mercato. E Gesù si è arrabbiato, ha buttato per aria un po' tutto quello che gli capitava sotto mano. Immaginate questa scena. Ma questo che cosa vuol dire per dei ragazzi delle elementari o per delle ragazze e dei ragazzi delle scuole medie? Che cosa può voler dire una cosa del genere? Come ci può aiutare questo Vangelo per vivere bene la nostra vita? Pensate, l'abbiamo sentito, il tempio più bello siete voi. Ciascuno di noi è tempio di Dio. Se allora noi, senza farlo arrabbiare, lo facessimo entrare dentro il nostro tempio, diciamo la verità, qualcosa butterebbe per aria, vero? Si arrabbierebbe un po' con noi, poco magari, ma sicuramente ci chiederebbe di cambiare qualcosa nella nostra vita. Ecco, se noi ci fidiamo di Lui, un po' alla volta, e lo lasciamo entrare dentro la nostra vita, vi accorgerete come ciascuno di noi davvero cambia, si trasforma, migliora. Che cos'è che dobbiamo cambiare? L'avete sentito nella bella scena di presentazione di quest'oggi che i nostri amici ci hanno regalato, Gio e tutti i suoi amici. Pensateci un attimo, se nella nostra vita Gesù entra e trova tristezza, e trova il fatto che magari non siamo più capaci di essere amici veri, che passiamo tutto il tempo davanti a Facebook o chiacchierando con i messaggini, ma senza raccontarci niente della nostra vita, se non sfruttiamo i nostri talenti, se non siamo allegri, non è forse vero che Gesù ci dice cambia, butta per aria questo e trasformati? Se ti trasformi, allora ecco che sarai tempio di Dio, cioè con la tua vita, col tuo modo di essere, semplice, da ragazzo delle elementari, da ragazzo delle medie, puoi fare cose meravigliose, perché io sono con te. E questo, ragazzi, io penso che sia una delle cose più belle che possiamo sentirci dire, il fatto che siamo immagine di Dio. E proprio perché immagine di Dio bisogna presentarci agli altri, ai nostri compagni di classe, ai nostri amici, ai nostri genitori, nel gruppo di catechismo, dove non sempre è facile dire
è bello essere cristiani, sono contento di essere cristiano e far parte della compagnia dell'allegria, della società dell'allegria. Questo noi siamo chiamati a fare se lasciamo spazio a Gesù dentro la nostra vita. Ecco il cammino di Quaresima. Stiamo facendo qualcosa in queste settimane, ci stiamo prendendo dei propositi semplici, ma che ci aiutano a cambiare e a migliorare la nostra vita. Ecco cosa vuol dire lasciare spazio a Dio. Ma non è finita. Adesso vi suggerisco un secondo modo, siamo quasi al termine della predica, non preoccupatevi. Un secondo modo che è questo. Vedete, noi non siamo da soli. Allora io adesso invito i miei amici che sono pronti laggiù ad entrare. Durante la scena, avete visto anche voi, tante persone, tanti di voi hanno portato, ed eccoli lassù bene tutti quanti messi in mostra, hanno portato il modello del vostro oratorio. Bene, avanziamo per favore. Adesso che cosa succede? Degli amici stanno portando un altro modello di oratorio. Questo, va bene, è il nostro oratorio di San Donà, ma rappresenta, attenzione, tutti i vostri oratori. E guardiamo che cosa succede. Vedete, non è completo, ma è parte del nostro oratorio. E un po' alla volta i nostri amici lo completano. Ma guardate che cosa succede. Qua abbiamo 2 animatori, abbiamo 2 ragazzi degli ADS delle scuole elementari, abbiamo 2 ragazzi delle scuole medie, abbiamo 2 genitori e abbiamo un salesiano e una figlia di Maria Ausiliatrice. Ecco, questo è il nostro oratorio. Naturalmente il nostro oratorio è fatto da persone, da incontri. Peccato che questo sia rovescio. Beppi, cosa mi combini? Si gira la meccanica a precisione, bravo, si gira, hanno trasformato l'oratorio. Perfetto, adesso sì, bene, non si distrugge niente. Perfetto, vedete? Che cos'è che io volevo farvi notare? Che l'oratorio, che la vostra parrocchia, che il vostro gruppo è formato da tante persone e aiutati da Gesù e aiutati dalla comunità, realmente possiamo fare cose grandi. Perché voi se siete qua, ragazzi, siete qua perché ci sono dei ragazzi più grandi di voi che quello slogan "io do la mia vita" la sentono vera per loro, tanto da spendere il loro tempo per voi. I vostri genitori, io do la mia vita per voi. Salesiani, sacerdoti, le vostre suore, io do la mia vita per voi. Questo è il bello. Se noi imparassimo e se noi siamo qua e insieme sogniamo e diciamo io sono di terza media, dal prossimo anno posso fare qualcosa al GREST, alla proposta estate, io sogno e voglio anch'io dare la mia vita a diventare animatore e adesso mi preparo. Ecco la comunità che cresce e ciascuno di noi lo fa. E allora io adesso, come preghiera, attenzione, come preghiera, voglio fare un gesto semplice, siamo al termine. E il gesto semplice è questo, l'Eucaristia è rendere grazie. E noi vogliamo nella preghiera rendere grazie. Allora adesso invito i ragazzi al mio via, però attenti, siamo durante la Santa Messa, non voglio sentire fischi perché è una cosa brutta. Vorrei invece che seriamente, pensando ai vostri animatori, pensando ai vostri genitori, pensando a tutte le persone che vi stanno accompagnando in questi anni, perché non diciamo il nostro grazie? E lo facciamo in un modo che a voi piace probabilmente, così anche ci svegliamo un po', no? Proviamo a fare un applauso sentito, che viene dal cuore a tutte le persone che vi stanno accompagnando e vi stanno aiutando. Fateli sentire che siete contenti di loro e li ringraziamo perché, un bel applauso. Non so perché se lo fate perché siete contenti o se siete stufi della predica. Bene.
E adesso, dicevo, questo applauso, questo grazie che viene dal cuore è perché i vostri animatori vi aiutano a sognare in grande e hanno fiducia in voi. Però attenzione, io penso che anche c'è soltanto 2 pagliaccetti che fanno così, ma anche i vostri animatori però devono dire il vostro grazie, anche i vostri animatori, i vostri salesiani, le suore, devono ringraziare tutti i ragazzi perché sono davvero meravigliosi, perché riempiono la nostra vita. E allora adesso al contrario, animatori, salesiani, suore, fate sentire voi il vostro applauso ai ragazzi. Ce ne sono però qua, Bene, abbiamo terminato. Abbiamo detto grazie agli animatori, grazie ai ragazzi. Io termino però con un ultimo grazie che vogliamo dire a Gesù. Noi non lo facciamo però con un applauso, lo facciamo invece in modo diverso, no, il palloncino è una cosa diversa, no? Lo facciamo con un minuto, solo un minuto di assoluto silenzio, perché vogliamo metterci davanti a Gesù e dopo aver ascoltato la sua parola che ci invita a buttare per aria le cose che non vanno, che ci invita ad entrare nei nostri ambienti, nel nostro oratorio e trasformarli, buttare via ciò che non va e costruire cose belle e positive. Ecco, ci fermiamo e diciamo: Gesù, io mi impegno, io voglio buttare via questa parte della mia vita che non va, voglio buttarla via, io vorrei impegnarmi con il mio gruppo, nel mio oratorio, a portare più allegria, più gioia, a portare più impegno, più entusiasmo. Provate a pensarci un attimo. Non è facile fare un minuto di silenzio, ma chi fa parte della compagnia, della società dell'allegria, sono ragazzi eccezionali, sono sicuro che voi adesso lo farete, pronti poi per continuare la Santa Messa, perché poi noi incontreremo Gesù, che entrerà in noi per accompagnarci, per darci forza, per vivere bene tutto questo. Facciamo questo minuto di silenzio assieme. Siete 4.000 ragazzi eccezionali. Adesso nella preghiera manifestiamo la nostra fede, diciamo: sì Gesù, io ci sto. Credo in un solo Dio, Padre omnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio,
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sappiamo che vivere in pienezza la fede non è facile. Ecco perché vogliamo chiedere aiuto al Signore attraverso la preghiera. Invochiamo con fiducia Dio perché ci aiuti a pregare per ciò che è importante per la nostra vita. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Per il Papa e per tutta la Chiesa, perché possa essere ogni giorno lievito tra la gente ed ogni speranza al nostro mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i genitori e i giovani senza lavoro, perché il Signore doni loro la speranza di un domani diverso e più umano. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché il Dio della vita possa donare loro la consolazione della sua presenza, che sa guarire ogni dolore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice e gli animatori, perché sappiano essere punti di riferimento nel nostro cammino di crescita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui riuniti alla festa dei ragazzi, perché possiamo portare anche a chi non è qui oggi il tuo messaggio di salvezza e diventare messaggeri della tua parola, tale da rendere più bello ogni nostro oratorio, scuola, parrocchia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, accoglile nella tua bontà e se è nella tua volontà esaudiscile. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo, accompagniamo il momento dell'offertorio con il canto Benedici, o Signore. Giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.
pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. In piedi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Mantenendo questo clima di preghiera, chi può si mette in ginocchio. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il Collegio Episcopale e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Giovanni Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Io do la mia vita, ci siamo detti. Stiamo dicendo a Gesù, sono disponibile con te per costruire il tuo regno. Allora ci rivolgiamo a Dio che è Padre, che ama ciascuno di noi. Alziamo le mani come segno di preghiera, ma anche di disponibilità. Io ci sto a dare la mia vita per te e con te. Tutti assieme alziamo le mani e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con gioia scambiamoci un segno di pace. Pace. Pace, caro fratello, pace, caro. Pace. Pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Felici noi se ci fidiamo di Lui, beati noi che siamo gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per questo momento della comunione attendiamo nel nostro settore, ci sarà un sacerdote che distribuirà la comunione in ogni settore. In questo momento manteniamo anche l'ordine e il silenzio per poter pregare. Una volta comunicati ritorneremo al nostro posto e ci siederemo. Accompagniamo questo momento della comunione con il canto Come fuoco vivo. Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità.
cerco te, come Signore della mia vita scelgo te, perché il mondo amore non mi dà, io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, accogli la mia lode. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, perché tu sei mio re, accogli la mia lode. Io cerco te, tu sei Signore della mia vita, cerco te, perché il mondo pace non mi dà, io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, accogli la mia lode. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, perché tu sei mio re, accogli la mia lode, mio ascoltami Signor, per sempre in te vivrò, io ti benedirò, perché tu sei mio re, accogli la mia Abbiamo ricevuto il Signore in noi. Ecco, in questo momento di silenzio lo preghiamo, gli chiediamo la conversione del nostro cuore. Preghiamo per tutte quelle persone che ci stanno ricordando in questo istante. Affidiamo a Lui la nostra vita, questa nostra festa, i nostri amici.
Proseguiamo questa nostra preghiera silenziosa. Ringraziamo il Signore Gesù per l'immenso dono che ci ha fatto quest'oggi, per la sua presenza, per essere venuto in mezzo a noi. Prima di terminare con la benedizione, solo un ultimo pensiero. Come dicevo all'inizio, 4.000 ragazzi in gamba, lo avete dimostrato, però è un ricordo, in modo particolare per un gruppetto di 9 ragazzi che hanno fatto 7 ore di viaggio, hanno attraversato 4 stati per venire qua da noi. Sono gli amici di un paesino della Bosnia-Erzegovina, Stepčić, una roba del genere, non so pronunciarlo bene. Io farei un applauso per loro perché sono qua con noi a condividere questa giornata di festa. E prima della benedizione sappiamo che poi abbiamo il momento del pranzo, ma poi attenti, nel gioco dobbiamo conquistare i nostri tesori. Quei tesori che dobbiamo portare però a casa, sicuri che il Signore è con noi se lo lasciamo entrare e se viviamo nella comunità con quello slogan "Io do la mia vita", 4.000 ragazzi disponibili a dare la propria vita. Preghiamo. Ci alziamo in piedi. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo adesso insieme il canto finale, rimaniamo nei nostri settori. Alla fine del canto finale della messa e dell'uscita dei sacerdoti verranno dati gli avvisi con gli orari per il pomeriggio.